Telespettatori Telefriuli, benvenuti qui al Punto, benvenuto al primo cittadino di Rivignano Teor, l'avvocato Anzilmario. Benvenuto Sindaco. Grazie, grazie. Bene, allora, intanto c'è un po' di preoccupazione, no, per questa zona gialla che incombe sul Friuli, non dico per la protezione civile, parliamo di Covid. Cosa ne pensa? Sì, in effetti purtroppo in queste ultime settimane, anche complice il fatto che il Friuli Venezia Giulia confini con la Slovenia e con l'Austria, due delle regioni in cui la pandemia è più diffusa in questo periodo, purtroppo anche da noi i dati insomma, non sono buoni e quindi verosimilmente la prossima settimana andremo verso ulteriori restrizioni. Certo è che bisogna stare attenti a evitare che l'economia già provata da tutto quello che è passato subisca ancora ulteriori freni e quindi insomma cerchiamo di conciliare la prudenza che ci deve essere nei confronti di questa emergenza anche con le esigenze di andare avanti che tutta la classe economica della regione indubbiamente ha. Anche perché l'economia, diciamo così, bar, ristoranti, negozi, sarebbe un colpo ferale, insomma, no? Perché onestamente hanno appena ripreso con qualche ristoro, qualcosa, insomma, no? E tra l'altro il mese di dicembre, il periodo delle feste di Natale, Sì. è il mese in cui diciamo, di solito si lavora di più e io sono anche convinto dalla modestissima esperienza che ho maturato in questi mesi che siano luoghi, bar e ristoranti dove le norme si rispettano e quindi dove le occasioni di contagio siano davvero ridotte. Ecco, tant'è che diceva ieri sera in una TV nazionale che la zona di Udine e di Pordenone è meno, diciamo così, contagiata, se vogliamo usare questo termine, di Trieste e Gorizia. Ecco, lei pensa che queste manifestazioni, diciamo così, dei Novax o comunque sia queste dimostrazioni di piazza poi a Trieste, ma soprattutto nella zona confinaria, perché ho visto anche a Gorizia, eccetera, possono aver influito Io questo pesantemente non o lo no? so, non ho dei dati per poter esprimere dei giudizi al riguardo, bisognerebbe capire col Dipartimento di Prevenzione che ha la possibilità di tracciare una parte dei contagi come questi sono avvenuti. Certo è che tra le cause può essere anche la vicinanza con la Slovenia dove i numeri sono altissimi e non a caso giustamente per solidarietà abbiamo mandato dei nostri militari a dare una mano alla Slovenia e questo è proprio un gesto di solidarietà e di civiltà. Ci ricorderemo forse che Quando ci hanno viceversa, quando ci messo... hanno messo i blocchi Esatto. e i sassi per evitare che noi andassimo di là. Ecco, noi guardiamo molto all'Austria perché l'Austria in qualche modo, cosa dice? Chi non ha il Green Pass ha meno possibilità di entrare nei negozi, nei bar, nei ristoranti, di fare una vita, diciamo così, più agevole. E quindi questo potrebbe essere la via, Sindaco. Certo è che di fronte a un aumento dei casi bisogna avere in mente una strategia e portarla avanti e se questa strategia è nella prudenza certamente è giusto che sia così. Bisognerebbe capire dove avvengono la maggior parte dei contagi e intervenire in quegli ambiti dove in effetti avvengono. Ecco, nel frattempo i lavori nei comuni vanno avanti, comunque sia è un momento anche di bilanci e quindi anche di vedere quali tributi, quali tasse far pagare ai cittadini per i servizi, no? Come siete con le aliquote, con le tasse a Rivignano Teor? Per esempio siamo intervenuti anche perché le norme ce lo hanno consentito, cercando anche di portare una certa equità, per esempio per tutte quelle attività commerciali che sono state per un periodo chiuse nel corso di quest'anno, abbiamo previsto delle fortissime riduzioni della tassa rifiuti, partendo dal presupposto che da chiuse non hanno prodotto rifiuti e quindi per cercare di venire incontro con quel poco, e si tratta indubbiamente solo di gocce che un piccolo comune può fare, insomma abbiamo cercato di ridurre lo scorso anno addirittura del 90% e di una percentuale abbastanza importante, intorno alla metà anche quest'anno, la tassa rifiuti che comunque per i negozi, per i ristoranti, per i bar di un comune è una spesa anche piuttosto impegnativa. Ecco, e poi sono i lavori, le opere, no, che vanno avanti comunque, cioè un occhio a questa emergenza che risale un po', rispunta, ma un occhio anche ai lavori che devono andare avanti perché i comuni devono in qualche modo
comunque certo, garantire, sì, no? nonostante la pandemia abbia distratto un po' di energie e di risorse, non dobbiamo mai mancare di avere in mente qual è la nostra visione per il futuro. Anche chi amministra un piccolo comune deve pensare a come può essere questo piccolo comune fra 10 anni o addirittura fra 50 anni, immaginarlo come un luogo dove sia sempre più bello vivere e quindi progettare quelle opere o quelle azioni che consentano di raggiungere questo obiettivo e mai distrarsi dal portarle avanti. Bisogna conoscere il proprio territorio, individuare dei punti di forza. Per esempio nel nostro caso abbiamo il fiume Stella che è straordinario, la zona delle risorgive dove l'acqua nasce da sotto i piedi, abbiamo la Villa Otelio Savorgnan che è un vero e proprio opportunità di essere un volano di sviluppo anche economico oltre che culturale. Non solo per il suo comune, ma non solo per il per comune di tutta Rivignano, ma per tutto la il zona, no? territorio. E adesso ne vediamo le immagini proprio alle nostre spalle. Questi che si vedono sono i magazzini del sale, del compendio di Villa Otelio Savorgnan, e dal recupero di questo compendio noi abbiamo già approvato l'esecutivo e appaltato i lavori, 2,5 milioni di euro, partiranno a giorni e quindi siamo convinti che lì sia un'opportunità proprio per creare un luogo dove sia più bello vivere un domani. E nel piano nazionale di resilienza, che adesso viene proposto, ci sono proprio dei contributi per il recupero di ville storiche da destinarsi a scopi culturali. Questa, che noi adesso vediamo alle spalle, la faccia rossa della Villa Otelio Savorgnan, è un esempio classico di come possa essere, insomma, colta l'occasione di questi fondi europei, del recovery, per rilanciare il nostro territorio. Quindi arriveranno dei fondi è anche molto importante perché comunque mi pare che era un punto di riferimento del programma proprio, non dico tra le emergenze o tra le priorità, ma tra le cose più attenzionate mi pare, no? Certo, e tra l'altro anche in tempi, pare di capire, piuttosto rapidi e quindi dovremmo essere pronti noi i progetti, li abbiamo già una serie di progetti pronti nel cassetto da tirare fuori e da realizzare non appena i fondi saranno banditi. Ecco, senta Sindaco, la Regione ha varato una serie di provvedimenti per gli enti locali, per esempio di decentramento regionale, ha dato un'indennità maggiore ai sindaci, che poi è una cosa, a mio modo di vedere, che è quasi ininfluente. Però, che cosa chiederebbe il sindaco di Rivignano Teora alla Regione per i comuni? Sappiamo che le risorse del personale sono un allarme rosso, ma per il resto, sindaco? Ma io credo che, e mi ricollego a quello che abbiamo appena detto assieme, e cioè che dove i comuni hanno dei progetti, hanno una visione per il futuro e hanno dei progetti pronti e dimostrano una capacità di realizzare questi progetti in tempi rapidissimi, la Regione deve essere pronta a finanziarli. E tra l'altro osservo che nei comuni esiste una classe di sindaci, ma anche di assessori, di consiglieri, di amministratori locali appassionata, almeno qui da noi in Friuli, per quello che ho potuto guardare, che ci tiene al proprio territorio e che cerca di fare il possibile per migliorare le condizioni del proprio territorio. Quindi credo che i comuni meritino fiducia da parte della Regione, soprattutto quelli che già in passato hanno dimostrato di saper gestire il proprio territorio, di saper gestire le risorse senza sprecarle. Quindi praticamente più risorse per progetti di sviluppo, magari ad hoc. Magari ad hoc, nel senso per progetti che rispondano a una visione che è complessiva, perché come un comune deve avere una visione per i prossimi decenni, a maggior ragione la Regione deve avere una visione per il futuro di questo territorio e anche qui in Friuli, Venezia Giulia e per quanto ci riguarda in particolare in Friuli, le opportunità per uno sviluppo in futuro secondo me sono enormi. Noi abbiamo delle grandi opportunità perché la nostra terra, come disse Ippolito Onieva, un piccolo compendio dell'universo che è nel cuore dell'Europa, un posto dove davvero in futuro potrà essere molto bello vivere, se sapremo offrire dei servizi di cui per poter vivere con dignità c'è bisogno. Ecco, quindi secondo lei potrebbe tornare il modello Friuli, che c'è un po'... Perché noi tiriamo fuori sempre questa carta d'oro, tra virgolette, della ricostruzione, no? E va bene perché insomma fa vedere che siamo È un credito che il Friuli ha. Ecco. Abbiamo detto prima
dare fiducia a chi ha dimostrato di saper fare le cose e il Friuli con la ricostruzione ha dimostrato a tutta l'Italia di saper fare le cose. La vera ricostruzione è quella del Friuli, forse l'unico modello funzionante e vincente di ricostruzione l'abbiamo dato noi dopo il terremoto del 76. Quello spirito va ritrovato e quel modello va perseguito e non bisogna rinunciare a sognare un sogno chiamato Friuli. Ecco, poi c'è la partecipazione giovanile, no? Soprattutto io sento e vedo che magari nell'ambito politico e amministrativo soprattutto c'è un'adesione, non dico tiepida, diciamo tiepida. Ecco, questo potrebbe tornare magari con questi progetti, questi entusiasmi, oppure c'è questa apatia che rimane un po' sullo sfondo? Beh, indubbiamente è vero. Col crollo delle ideologie l'entusiasmo per la partecipazione politica da parte delle giovani generazioni è venuto molto meno. Ora c'è un entusiasmo nei confronti di una visione ambientalista della terra ed è anche giusto che sia così. Ma io credo che se c'è un sogno, quel sogno può entusiasmare soprattutto i giovani che amano sognare, che sono degli idealisti e quindi è lì che bisogna puntare, perché ormai chi è avanti negli anni può dare l'esperienza della propria vita, ma per costruire il domani è necessario che il testimone che noi stiamo con fatica cercando di portare avanti venga consegnato a dei giovani e questi giovani con entusiasmo credano in un sogno e lo portano avanti. E forse il sogno del municipio, dell'identità locale, dell'Italia dei comuni, può essere un sogno in grado di risvegliare le coscienze e per il sogno del comune, ma anche un sogno un pelino più grande, il nostro sogno chiamato Friuli. Bene, allora con queste parole che sono veramente anche affascinanti del sindaco di Rivignano Teor, che io ringrazio per la sua partecipazione, naturalmente buona vita a tutti i cittadini del suo comune, alla sua amministrazione e naturalmente alla prossima sarà sempre un piacere sentirla. E alla prossima anche con voi.